Pochissimi di voi sanno che tra le mie passioni più grandi ci sono le automobili e la montagna. Un giorno mi sono svegliato e mi sono detto, perché non unire queste due cose in un unico video? Oggi andremo insieme a visitare i luoghi più belli delle nostre montagne venete in completo silenzio e con tutto rispetto per l'ambiente. Andiamo! Sì, c***o! Prima tappa ovviamente non poteva non essere che la diga del Vajont. Tutti noi sappiamo quello che è successo il 9 ottobre del 1963, però per quelle pochissime persone che non lo sanno c'è la voce fuori campo del nostro amico Leonardo Visentin che ce lo dirà. Era appunto il 9 ottobre del 1963 ed erano le 22:39. Una frana precipitò sul bacino artificiale creato dalla diga, generando un'onda anomala che a sua volta precipitò sul Longarone e sul fondovalle e uccise quasi 2000 persone. Adesso siamo nel centro di Longarone e partiamo per la prossima tappa che si trova a Palafavera, in mezzo tra il Civetta e il Monte Pelmo. Andiamo! Eccoci qui, in questo momento siamo a Rifugio Palafavera che è nelle Dolomiti di Zoldo e siamo in mezzo tra il Civetta e il Monte Pelmo. Il Monte Pelmo chiamato anche Caregon del Padre Eterno. E pensate che il Monte Pelmo è stata la prima cima ad essere conquistata, più o meno nell'800. Dove ci troviamo in questo momento è una meta turistica perfetta perché d'inverno ci può andare a sciare, mentre d'estate si va sul Civetta, nel lago Coldai, nel quale appunto uno può arrivare lì in 2 ore e mezza di strada, a piedi ovviamente. Invece chi è più piccolo come me con la seggiovia può raggiungere in 10 minuti lo chalet Col dei Baldi, dove può arrivare lì, c'è una bellissima vista e ci si può rilassare, ok? Poi tornare giù e diventare ciccioni perché se non si cammina non importa. Comunque in ogni caso ci sarebbero tantissime cose da dire, però abbiamo un sacco di cose da fare e il tempo è poco, quindi adesso andiamo al Passo Giao. Andiamo! In questo momento siamo sul Passo Giao, rimani lì Piercarlo, guardate. Cosa c'è da dire? Non c'è da dire niente, le immagini dicono tutto. Comunque, lì c'è il Nuvolau, eccolo. Eccolo, piccolino, piccolino, eccolo lì. Eccolo. Qui ci sono passeggiate da fare infinite, siamo belli alti, siamo a 2200 metri. Io la scorsa estate personalmente sono andato su Mondeval e sembra di essere in paradiso. È il paradiso in terra perché c'è questa distesa enorme, prato verde infinito con montagne destra e sinistra e il silenzio è bellissimo, bellissimo. Adesso in quella direzione si va a Cortina, che è da un pezzo che volevo andarci. Andiamo! Oh, le moroidi! Benvenuti a Cortina da un pezzo e non fa per niente freddo, si sta benissimo. Adesso entriamo in un bar e vedo se riesco a dirvi qualcosa. Concludiamo questa bellissima giornata con un bel vin brûlé, sembra tè ma non è tè, è un vin brûlé. Piercarlo, se puoi riprendere per cortesia. Eccolo qui. Ecco, grazie. Cortina bene o male la conosciamo tutti, è una cittadina, una bella cittadina, molto costosa, in mezzo a tutto, è nel cuore delle Dolomiti. Giusto per darvi un'idea, Cortina è posizionata tra il Cadore, la Valpusteria, la Val d'Ansiei e l'Alto Algordino. Un giorno dopo daresti portarmi a Cortina adesso che ti sei un VIP. Mamma, costa massa, non go tutti sti schei. E ora che domandiamo a tua nonna che ti dà la mancia. Ecco, brava, sì, così va bene. Ok, scusate, allora, vicino a Cortina comunque ci sono tra le montagne più famose anche il Sorapis, la Croda da Lago, il gruppo del Nuvolau, il Cristallo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi per adesso si conclude qui il nostro primo viaggio. E niente, io vi saluto con questo bel vin brûlé. Che altro? Io sborro.